Eccoci qui a questo nuovo vlog, nuovo appuntamento. C'è un amico qui con me del Gremio dei Masciai, Matteo Pilotto, saluta, eccoci qua. Quindi, come vi dicevo nel vlog precedente, abbiamo fatto la passeggiatina al centro, solo ovviamente di alcuni posti. Oggi invece parliamo di candarieri, di gremi di candarieri di Sassari, quindi è ovvio che Matteo Pilotto, essendo un membro del Gremio dei Masciai, dell'antico Gremio dei Masciai, qui ci vuole, insomma. Ma dove siamo? Dove siamo, Matteo? Siamo a Piazza del Rosario e di cosa fronte vedi? c'è la chiesa del Rosario. Eccola qua, eccola qui, noi la facciamo vedere. E in lontananza si intende un tamburo, che non è tamburo magari nucleo, però insomma sempre il tamburo è. Fa sempre rumore, come si suol dire, va bene. E allora iniziamo adesso e dico qualcosina su questo posto. Quindi, Chiesa del Rosario. Oggi Chiesa del Rosario è luogo da cui, insomma, almeno dalla seconda metà dell'Ottocento, dove appunto avete visto nel vlog precedente che ho smesso in Piazza Azzuni, e Piazza Azzuni c'era la chiesa di Santa Caterina almeno fino al 1850, giù di lì, non diamo così tanti riferimenti troppo professionali, perché vi ricordo, comprate i miei libri, andate, cercateli, Amazon, You Can Print, la Feltrinelli Mondadori, insomma tanto e tanto. Gremio dei Masciai nella storia di Sassari, Gremio e Candelieri nella storia di Sassari, volume 1 e volume 2, e quindi lì ci sono tante cose. Oppure guardatevi anche qualche bella diretta fatta, cioè, insomma, in questi anni, e per questo motivo ne approfitto per ricordare gli amici, insomma, compagni di viaggio di un paio d'anni fa, oltre che Sergio Masia ovviamente, cui ci tengo tanto, ma Rachele Falchi e Riccardo Porcellana in particolare. Quindi adesso non divaghiamo troppo, sennò poi imbriaghiamo le ienti, un che gosi, Matteo. Quindi Piazza Rosario, Chiesa del Rosario, qui il 14 agosto, il pomeriggio, i gremi arrivano con la bandierina, voi no ovviamente perché non avete la bandierina piccola, entrano in chiesa per questa benedizione, questo inizio, e quindi che insomma passo di tamburo, una sorta di via della certo, perché, cari amici, perché farà da 1893. Luigi Falchi, Pompeo Calvi, Enrico Costa ne parlano su una rivista, fanno un numero così particolare, e qui Luigi Falchi dice trionfalmente da questa chiesa i candelieri escono, al tempo erano 7, 8, qualcuno mancava, escono trionfalmente al rullo di tamburi, Matteo, e praticamente qui inizia la faradda. Oggi diciamo che il punto di partenza poi dei candelieri è Piazza Castello, però insomma diciamo che questo è l'input della partenza. È vero, è diventato anche un momento religioso per i gremi, per prepararci spiritualmente poi alla faradda. Quindi adesso ci facciamo una passeggiata e andiamo direttamente a fare tutto il percorso dei candelieri. Ci fermiamo in qualche punto nevralgico ovviamente, seguiteci, qualche aneddoto, poi Matteo interagirà ovviamente con noi, con me, parlare un po' anche di Gremio dei Masciai ovviamente, no? Insomma, che ricordate è la Vergine delle Grazie, Vergine delle Spighe, la patrona massima di questo antico gremio, già presente, insomma i Masciai sono presenti già negli statuti sassaresi, ma vi ripeto, comprate i libri, comunque qualche cosa già ve la diremo dopo, a fra poco. Siamo in Piazza Castello, Matteo. Qui abbiamo detto prima partono i candelieri, questo è di solito il posto in cui voi state. Siamo gli ultimi, quindi dobbiamo sempre portare alla fine della piazza, ci concentra tutto qua. Il gremio e il candeliere qui siamo portati. Perfetto. E ovviamente poi c'è il ballo, insomma, si balla anche prima di partire, perché qui insomma poi avete diciamo una sorta anche di effetto abbastanza aggregante per la gente, possiamo dire anche senza essere troppo esagerati anche degli altri candelieri, insomma, ma qui insomma essendo poi voi quelli che andate, prendete la bandiera al civico, fra poco vedremo, vi racconterò un po', vi racconteremo questo aspetto, qui voi iniziate poi a partire ovviamente per ultimi. Sì, assolutamente, siamo l'ultimo gremio che partiamo. Praticamente la partenza avviene di solito dopo un'ora e mezzo che il candeliere è arrivato, perché comunque teniamo a sottolineare anche che si parte alle 6, però il gremio appunto essendo l'ultimo già la si parte alle 6. Perché ricordiamo sono 13 gremi, 13 candelieri, e quindi insomma ci vuole anche il tempo che ci vuole, poi c'è una marea di gente, ma questo lo vedrete il 14 agosto, quindi invitiamo gli amici noi a casa. E il 14 agosto alla diretta che noi faremo, e poi vi dirò dove, come, ancora non posso dire niente, comunque sia in vivo, chi vuole venire venga qui il 14 agosto, ma già dalla mattina, voi vestite la bandiera del civico, e quindi ne vedrete veramente delle belle. Per voi che non siete sardi, non siete sassaresi,
non perdetevi questo appuntamento perché è veramente spettacolare. Cosa sono i candelieri? Sono questi cerini portati da 8 portatori, un tamburinaggio. un tamburinaggio, qualcuno c'ha anche il pifolo, diciamo ovviamente per dovere di cronaca, la Madonna Mercede o braccianti e quindi anche i gridi dei viandanti ovviamente portano anche il pifolo. Quindi insomma che cos'è? Una processione danzante, possiamo dire. Motiva fatta per la Madonna di Mezzagosto. Ricordiamo che è un evento paraliturgico, quindi poi si arriva in piazza Santa Maria e si entrerà nella chiesa di Santa Maria, quest'anno ancora no perché la chiesa di Santa Maria di Betlem è ancora sotto lavori appunto di restauro, insomma per riportarla un po' in su, no? Rispetto a prima. Quindi si scende in questa processione, si fa un gran baccano anche, ma soprattutto ci sono molti simboli religiosi, quindi amici non pensate che sia una cosa così chissà laica in che modo, ci sono simboli religiosi, già il candeliere ha l'effigie del vostro, ha l'effigie di Nostra Signora delle Grazie, patrona massima del gremio, voi avete cappella dove? San Pietro in Cima. Che è fuori le mura, quindi anche lì andate a vedere, avete due candelieri, Uno più recente del 2015 e uno comunque antico. e che io conosco bene Sì. perché abbiamo portato anche insieme al Museo Sanna, quindi ne approfitto anche per salutare e ricordare quel momento anche il funzionario reggente di allora, dottor Luio, e quindi insomma questa processione da cui va avanti, voi vestite il candeliere, quest'anno l'obriere Edoardo Usai, Giovane, Edo Candelieri lo trovate, ecco così poi bravissimo artigiano appunto del legno. E quindi da questo momento, da questo luogo, noi adesso pian piano scendiamo, andiamo dritti al civico e con Matteo Pilotto del gremio dei Massai e pian piano andiamo. Matteo, cosa dici? Anzi faremo noi. Sì, dobbiamo scendere, e ci faremo, tocca. andemo, Quello. dai. A fra poco. Allora Matteo, qui siamo arrivati in piazza Zuni, siamo nel luogo dove sorgeva l'antica chiesa di piazza Santa Caterina, quindi come dicevamo prima dell'abbattimento, quindi ancora entro la prima metà dell'Ottocento, qui i candelieri, i sciani, e quindi pacchia dai noghi la farà di Candarini. Assolutamente sì. Nel luogo storico, questo oggi ovviamente intitolato Domenico Alberto Azzuni, e insomma da qui questo comunque è un punto molto importante, anche perché comunque la Farada ancora oggi qua passa qui ovviamente Diciamo che la nostra. il primo quarto della discesa. È vero, e c'è ancora luce, non si vede ancora qualcosa. Qui intanto sentite un rumore di tamburo che ci accompagna, ma non è assolutamente stato organizzato e non è stato organizzato niente, ricordiamoci. Arrugliare in sassanese vuol dire rullare, lo riportava Pompeo Calvi nelle sue poesie, l'ha riportato Giuseppe Russo e Angelino, arruglia Angeli, questo è rimasto per tutti noi una bellissima cosa, quindi adesso noi piano piano ce ne scendiamo, andiamo ancora, faremo e andremo a Palazzo di Città, l'ex Palazzo di Città, ora Teatro Civico, perché lì è il luogo dove sarà la vostra casa, la casa di tutta la città, ma ve lo spiegherò dopo, il 14 agosto. Matteo, allora ci andiamo. Eccoci Matteo, siamo a Palazzo di Città, lo facciamo vedere ai nostri amici, Palazzo di Città, ex Palazzo di Città, Teatro Civico, lo facciamo vedere in tutta la sua grandezza. E Matteo, qui voi il 14 mattina portate la bandiera perché siete andati a prendere il sindaco. Sì, qua portiamo lo standard, arriviamo insieme alla municipalità e da qua viene il primo, diciamo, momento anzi per noi importante. Sì, importante nel giorno della Farada, però è legato anche alla festa maggiore, il Gino Maggio è la vostra festa maggiore. Quindi ricordiamo che diciamo che l'intrego dei Massai inizia ufficialmente, io questo l'ho scritto anche nel libro, il 1° maggio, benché la bandiera non passi di mano all'altro obriere e passi poi alla fine del 14 agosto, ma in realtà quello è il momento perché c'è la messa solenne, quindi le cariche vengono dette e che poi il 14 agosto avviene questo momento, poi la sera, ma
aspettate un attimo, ritorniamoci fra un po'. Ritorniamo alla mattina. La mattina voi andate a prendere il sindaco, voi vi ritrovate e siete in Borghese. In Borghese, assolutamente. Quindi voi vedrete la mattina in Borghese intorno alle 10 verso piazza Sant'Antonio. In corteo. E in corteo la bandiera è svestita, Sì, sono quindi il vassoio bastone. d'argento, sì, Ecco, sì, sì. sono professore d'argento, che cosa però? Diciamo C'è la bandiera e il no, la bandiera e il svestita e il puntale d'argento con l'effigie di Nostra Signora delle Grazie, e il bastone invece viene preso da chi? dal capocannoniere. Quindi vedete questo vedo un po' che è una cosa bella, la sassaresa, e vestito con cosa il bastone? Bastone Oleandro, Salice Piangente, che sono anche questi simboli della campagna che comunque identificano anche un po' il gremio. Identificano anche il mondo sassarese agricolo, che è sempre stato così contumato, così ben descritto anche da molti storici. Salite voi verso il corso, girate in via Pais, che poi noi vedremo appena dopo con il solito time shift, poi andate a Palazzo Ducale, che oggi è la sede, e nel vlog precedente ve l'ho fatto vedere, ve ne ho parlato, che è la sede appunto di città. Li prendete insieme, che vi sta aspettando alla porta d'ingresso, Assolutamente. e anche alcuni dell'amministrazione ovviamente. Insieme anche alla giunta, adesso di solito Infatti. anche la giunta si... Perfetto. Poi in arrivate corteo. in corteo sempre, Unico. a passo di tamburi, Con la anche, banda. ecco la banda, quindi diciamolo. E quindi che cosa accade? Arrivate qui, Arrivate qua, si si arriva, entra. si sale al primo piano. Poi qua ci sono 3 figure molto importanti che Perfetto. sono i Tanto obreri facciamo più vedere. l'anziano. Perfetto. Parla pure. E poi da lì c'è un momento molto significativo per quanto riguarda il gremio, che praticamente è di fronte alla municipalità del gremio stesso, l'obriere vecchio, chiamiamolo obriere vecchio, L'obriere uscente, insegna all'obriere entrante, a un nuovo, a vestire la bandiera, che poi verrà esposta insieme alle altre insegne di città proprio qua dove Perfetto. Esattamente nel balcone. Questa praticamente da quel momento inizia a diventare non solo la casa dell'obriere di Massai, ma è la casa di città. Quindi viene fatto praticamente questo momento in cui c'è l'inizio vero e proprio di quello che porterà poi alla sera all'intrego di Ziddai. Intregare vuol dire affidare qualcosa di importante che poi deve essere restituito. Quindi voi la sera alle 14, quando arrivate col candeliere, che voi scendete senza bandiera piccola, tutti gli altri game con la bandierina piccola, poi in un altro vlog spiegheremo magari ancora un po' più di altre simbologie, ma le trovate tutti sui miei libri, quindi vi ricordo, andate e compratele, vero Matteo? Assolutamente, confermo. Perfetto. Quindi la sera arrivate qui col candeliere, il candeliere balla, è tutta una festa, e voi Saliamo. per questo brindisi a 100 anni, Però prima c'è un'altra, che è importantissimo. un altro passaggio importante. Si prende che cosa? il gonfalone della città, è la bandiera, È la bandiera del gremio. A quel punto il gonfalone viene affidato a chi? al nuovo obriere. All'obriere entrante, e l'obriere uscente sempre mantiene lo standard di Nostra Signora delle Grazie. Da quel momento i poteri civili e religiosi vengono affidati alla città. È un fattore simbolico. Quindi il gonfalone viene portato in mano dal gremio dei Massai, ma non è che è del gremio dei Massai, è della città tutta. E quindi poi voi venite a fare il brindisi, ovviamente, a 100 anni, che un augurio comunque. per chi non è sassarese, diciamolo, a 100 anni è il nostro motto principe, se vogliamo, no? Il nostro motto cittadino. Finito questo scendete in corteo e prendete tutta la città. E fregatemene dei fischi, No, prendiamo degli anche quelli, applausi, prendiamo fischi ma e fregatevene. applausi. E Va voi bene. amici a casa, fregatevene. Questa non è un aspetto della tradizione che non interessa, è un aspetto di goliardia che io personalmente posso anche accettare, non c'è assolutamente nessun tipo di problema, lo accetto anche, ma non ha nulla a che vedere con quelli che sono gli aspetti che stiamo descrivendo, e con la bellezza di Palazzo di Città, un palazzo costruito intorno agli anni 20 dell'Ottocento. Quindi insomma, poi in altri vlog dirò alcune specifiche anche architettoniche, anche storiche. Quindi da questo momento noi usciamo dal 14 agosto della sera e ci dirigiamo sempre verso il corso, tutti in corteo con voi, con la città, e andiamo in Poccia Sant'Antonio, un altro punto nevralgico, quindi rimanete con noi. Matteo, forse abbiamo detto già abbastanza. Sì. Ok, quindi ci vediamo in Porta Sant'Antonio.
Eccoci Matteo, siamo un po' a Sant'Antonio, qui dai, nell'antica torre delle mura, ci siamo messi in questo punto qua, la facciamo vedere agli amici a casa. Qui c'è anche la chiesa di Sant'Antonio, l'avete visto nello spezzone dello time shift. Allora, che cosa accade? Questo è un punto nevralgico, un punto importante. Sì, è un punto nevralgico, diciamo che qua si inizia già a vedere l'arrivo, dai. Perché siamo in Corso Vicco, adesso ci giriamo così, lo facciamo vedere. E qui insomma poi Corso Vicco molto importante in città, e quindi qua anche un bel molto afflusso di gente, comunque si ferma qua per vedere la discesa, anche come larghezza, è vero, tutto quanto, quindi è vero. è un bel punto che magari si può riuscire a godere lo spettacolo, diciamo. E quindi ricordiamo così velocemente alcuni passi, alcuni modi di fare coreografia con questo paesaggio sonoro di Gandarieri, quindi potete vedere il basso girare, potete vedere il basso di Gandarieri, potete vedere lo zigolo o la danza, o zigo-zago qualcuno lo chiama, poi potete vedere la raspa, la samba che fanno i falegnami, anche i Piecapietro ultimamente la facevano se non ricordo male, ma diciamo che è un qualcosa che forse possiamo ascrivere ai falegnami, e io mi permetto di dire specialmente e magnificamente un plauso ai muratori per questo saltello che fanno, che è Spettacolare. una figata assurda. Dovete vederlo, si tratta di una sorta di saltello, di una rincorsa di una, quanti, 20 metri saranno? Ha una velocità assurda con un Assurdo, cielo del genere comunque a non è passo facile. di Damburu, andendi, ed è spettacolare, ed è una grande prova di forza dei portatori, e una grande guida ovviamente del capocandeliere, e quindi un merito anche a tutto il gremio per aver portato avanti e lasciato ancora a noi oggi godere di questo aspetto. E ora noi proseguiamo per Corso Vicco e andremo direttamente a Santa Maria. Matteo, c'è qualcosa che vuoi aggiungere? No, penso che hai già detto tutto. Perfetto, ok, allora noi andiamo e voi rimanete con noi per questo viaggio sopra i Gandarieri di Sassari. Matteo, allora, una bella camminata, sì. appena più avanti, una bella camminata qui abbiamo fatto. Una discesa abbiamo fatto. Sì, proprio una discesa di... Una preparazione per la e discesa. voi amici a casa avete fatto la discesa con un componente del gremio di Massai, noi Poguno, capito? Ovviamente se diventa famoso mi dovrà rendere omaggio, rendere onore su questa cosa qua. Ora Matteo, noi siamo messi un po' nel retro della chiesa di Santa Maria di Betlemme, siamo arrivati, ma insomma facciamo vedere un po' a casa, perché è sotto lavori di restauro, appunto come stavamo dicendo, quindi la facciata non ve la possiamo far vedere, magari poi sarà occasione negli anni a voglia, quindi siamo almeno qui, dai, in un ingresso laterale se vogliamo. Quindi una volta che arriviamo qua, arriviamo con i candelieri, 14 sera. Noi come abbiamo detto all'inizio siamo gli ultimi, però qua entriamo per primi. Quest'anno ricordiamo si farà la funzione nella piazza antistante ovviamente dell'ingresso, e quindi insomma voi praticamente con un ingresso anche possiamo dire trionfale, anche gli altri candelieri rendono un saluto, diciamo così, e poi insomma arriva la giunta, arrivate voi gremianti con i due stendardi, abbiamo detto, e poi da lì il fisco maggiore per prima, il fisco maggiore prende quindi la il candela. corteo, aspetta, andiamo per gradi. Il corteo entra prima che entri il candeliere, ovviamente, il corteo gremiale e municipalità, e da lì il fisco maggiore, che praticamente sarebbe l'obriere di 2 anni prima, ok, prende la candela votiva, il cero votivo vero e proprio, no? Dalle mani di un frate, può essere il padre guardiano, oppure può essere comunque uno delegato, diciamo lì anche dal padre guardiano, della fraternità qui di Santa Maria di Betlemme, che ricordiamo sono i conventuali, storicamente presenti in città, grande presenza, e vedrete qualcosa anche in una puntata dedicata di Mamma Sardigna che vi ricordo, non perdete, ma questa dei candelieri dei gremi andrà in onda tra un po'. Noi stiamo ancora registrando molte cose, ma non vi dico niente. Quindi ritorniamo, si entra, il fisco maggiore prende il voto, va a porre al simulacro di Nostra Signora il cero votivo, e poi da lì entra. Insomma, la municipalità a quel momento inizia insieme al gremio a fare il saluto, l'omaggio. Prima la bandiera di Nostra Signora,
con l'omaggio ovviamente al simulacro e al Santissimo Sacramento. E poi il sindaco, l'omaggio floreale solitamente, ci sono anche ovviamente i saluti anche a Monsignore, al Vescovo insomma, di città ovviamente, e quindi insomma pian piano ci sono poi tutti i saluti di tutti i gremianti, poi anche tra i candelieri, i portatori, insomma pian piano poi anche tutti gli altri gremi e candelieri fanno questo rito così importante, questa ritualità che per noi è una storia di almeno 500 anni, se non anche di più, anzi probabilmente di più. E quindi insomma noi adesso magari ci fermiamo qui, cosa dice Matteo? E facciamo l'ultimo pezzo per chiudere questo vlog, dove poi alla fine della funzione, della preghiera qui insomma a Santa Maria di Betlemme, il gremio in corteo riaccompagna Rusindagu e da lì ci chiuderemo e chiuderemo questo vlog con la poesia di Pompeo Calvi a chi ci sta a Pennello. Matteo, cosa dici? Possiamo andare? Andiamo. Allora seguiteci, ok? Eccoci qui Matteo, siamo arrivati a Palazzo Ducale. Avete visto nel passaggio col time shift del corteo, quello abbiamo simulato da Santa Maria di Betlemme per riportare il sindaco qui a casa sua ovviamente, no? Palazzo insomma dell'amministrazione cittadina. Quindi siamo passati in Porta Uzzide, siamo saliti in via Maddalena, poi qui abbiamo insomma, girato verso il Duomo, la cattedrale che ecco certo qui con le campanelle sono saliti qua ovviamente, quindi qui termina in questo momento, quindi idealmente ritorniamo a quel momento di Ravarada del 14 agosto, di notte ormai notte tardi, vi accompagnate qua, quindi varcate questa soglia, Sindaco ci invita. che cosa succede poi? Qui qua. insomma il corteo cosa fa? C'è lo scambio delle bandiere, C'è lo scambio delle cioè degli standard. la restituzione dello stendardo, prima di tutto il gonfalone si restituisce al gonfaloniere comunale, la bandiera dei Massai di Nostra Signora delle Grazie dall'obriere uscente passa dopo al sindaco e passa poi verso l'obriere entrante che a tutti gli effetti prende, diciamo così, ufficialmente, diciamo definitivamente la bandiera, anche se ripetiamo, perché la bandiera sia passata dalle mani del sindaco e durante le cariche lette dopo la messa del 1 maggio, quindi l'investitura solenne sotto il manto di Nostra Signora, patrona delle grazie, patrona delle Gremie Massai, avviene il 1 maggio, quindi non è che c'è un passaggio laicale e non religioso, quell'aspetto inizia, ed è importante dirlo, il 1 maggio. Da quel momento si saluta il sindaco, c'è un momento di convivialità, di convivialità, e poi il gremio si torna piano piano. Prima invece si invitava la municipalità a casa dell'obriere nuovo, fino a tarda notte fino a Mazzana. Fino alla mattina. Fino alla mattina. Abbiamo quindi diciamo così terminato questo viaggio, speriamo che vi sia piaciuto. Io ti ringrazio Matteo per la compagnia. Grazie a te per avermi invitato. E ora diciamo possiamo tranquillamente vedere di chiudere questo servizio qui e di andare a un prossimo appuntamento e niente, un saluto a tutti, vediamo di rivederci e risentirci al più presto, seguiteci, continuate a iscrivervi anche al canale, vedete di seguire anche la prossima diretta sui candelieri, ma vi darò ulteriori informazioni più in là. E niente, quindi Matteo, a 100 anni a tutti e al prossimo vlog, al prossimo appuntamento, e ricordatevi il gremio dei Massai, antico gremio dei Massai di Sassari, che è presente anche oggi qui con noi e noi siamo contenti per questo vlog. Un saluto a tutti, salutiamo Matteo. Saluti.